ho presentato questa risoluzione a nome del Partito Democratico, che riprende peraltro contenuti di una mozione già approvata recentemente dal Parlamento italiano, per chiedere alla Regione di farsi promotrice della richiesta di un cessate il fuoco umanitario immediato tra Israele e Palestina, per chiedere la liberazione immediata degli ostaggi israeliani ancora nelle mani dell'organizzazione terroristica di Hamas e per chiedere al governo italiano di farsi promotore di un'azione finalizzata, di una soluzione diplomatica finalizzata all'unica possibile strategia di chiusura di questo conflitto, che si chiama due popoli e due Stati. Sappiamo che il 7 ottobre un indiscriminato attacco dell'organizzazione terroristica Hamas ha ucciso oltre 1.200 persone e catturato oltre 240 ostaggi israeliani. Sappiamo che il 9 ottobre, cioè 2 giorni dopo, il premier israeliano Netanyahu ha annunciato l'assedio totale della striscia di Gaza, autorizzando di fatto la più grande missione militare di Israele contro la Palestina degli ultimi decenni. Lo stesso segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, ha rivolto agli Stati, a Israele, ad Hamas, agli Stati del Medio Oriente, un appello al cessate il fuoco immediato, denunciando il rischio di un collasso del sistema umanitario nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. Sappiamo anche che il piano di evacuazione proposto per Rafah risulta di fatto irrealizzabile, perché i 2 milioni di sfollati che stanno assediando quella parte della striscia non sono in grado di essere ricollocati da altre parti. E sappiamo anche, purtroppo, notizie di questi giorni. Ho predisposto peraltro, Presidente, 2 emendamenti per integrare la mozione, perché purtroppo i fatti che stiamo raccontando vanno aggiornati rispetto al fatto drammatico dell'attacco del 1° di aprile all'ambasciata iraniana a Damasco, e poi l'attacco gravissimo dell'Iran con centinaia di droni e di missili della notte scorsa in direzione di Israele. Sono tutti fatti che ci portano a pensare che se non si interviene immediatamente la situazione in Medio Oriente è destinata a peggiorare. Non vediamo passi in avanti rispetto alle richieste che da più parti si sono levate da tutte le organizzazioni internazionali e anche prima di tutto dall'ONU per una riduzione, da un abbassamento della tensione bellica in quei territori. Sono già morte dall'inizio del conflitto oltre 25.000 palestinesi. Di questi ci sono oltre 10.000 bambini. Le condizioni umanitarie del popolo palestinese nella striscia di Gaza sono inaccettabili. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha parlato di collasso umanitario. Gli aiuti umanitari sono impediti nel raggiungere le persone che hanno bisogno in questo momento di sostegno all'interno della striscia di Gaza. Continuano gli atti di violenza dei coloni nei territori occupati della Cisgiordania, e la stragrande maggioranza della comunità internazionale chiede a Israele e ad Hamas di fermare questo conflitto. Allora, con questa risoluzione ovviamente esprimiamo preoccupazione per l'evoluzione della situazione bellica in Medio Oriente, specie e in riferimento per quanto riguarda il coinvolgimento drammatico di migliaia di innocenti civili e l'evoluzione di quello che sta accadendo in quella parte di mondo non ci fa ben sperare. E con questa risoluzione invitiamo il Governo a sostenere in tutte le sedi opportune un'azione coordinata a livello internazionale per promuovere iniziative di distensione in Medio Oriente, per convincere Netanyahu e lo Stato di Israele a interrompere gli attacchi nella striscia di Gaza, per costringere Hamas, attraverso le sanzioni che l'Unione Europea ha già individuato, a interrompere la strategia terroristica che dalla Palestina si è ormai, abbiamo visto, estesa anche allo Yemen e all'Iran. Chiediamo al Governo di sostenere qualsiasi iniziativa che sia finalizzata al rilascio immediato delle centinaia di persone, delle centinaia di israeliani che sono ancora nelle mani di Hamas e delle tante organizzazioni terroristiche che operano in Medio Oriente. Chiediamo al Governo di sostenere l'Unione Europea affinché si ritrovi quella capacità di essere una forza politica nello scacchiere internazionale capace di incidere
nei processi di pace, nel processo diplomatico, tutta insieme e tutta unita. Sono queste le richieste che chiediamo al Consiglio regionale di approvare, di valutare e di approvare, e che ci crediamo sia opportuno far avere al governo italiano. Grazie.